È terminata con il risultato di 5-1 la sfida tra Accademia Trapani e l'Ascari Cefalù. Siamo qui con l'avvocato Nicchi, dirigente della formazione ospite, e partiamo subito con una domanda molto difficile. I primi 30 minuti sono stati giocati alla grande dalla parte della sua squadra, forse anche meglio dell'Accademia Trapani. Poi cosa è successo? Poi è successo il rigore. Dalla panchina non so giudicare, qualche perplessità rimane, ma l'arbitro ha fischiato e quindi è giusto che bisogna accettare la decisione dell'arbitro. Sull'1-0 continuiamo a giocare perché la partita il primo tempo, quasi per tutto il primo tempo l'abbiamo fatta noi, prendiamo il rigore, ovviamente in base a come siamo sistemati in posizione di classifica dobbiamo lasciare qualche spazio in più all'avversario. Ecco, in una ripartenza prendiamo il secondo gol. Dopo l'espulsione di Sané, insomma, la squadra si è un po' subita. Allora, non voglio con questo togliere meriti all'Accademia Trapani, che è una buona squadra, ma noi la prima mezz'ora, come lei ha detto poco fa, l'abbiamo giocata noi, solo noi, e da questo dobbiamo ripartire, perché noi ovviamente, nonostante questa sconfitta, nonostante anche gli altri risultati, fin quando la matematica non ci dà, diciamo, il verdetto finale, noi le proveremo tutte, ecco, le proveremo tutte sicuramente. Venivate a questa partita con due buoni pareggi, soprattutto quelle in casa del San Giorgio Piana. Adesso questa piccola battuta d'arresto, quanto è importante e cosa farete per cercare di mantenere alta l'asticella? Ma guardi, le due partite, la partita di Piana degli Albanesi, ce la siamo giocata pure a viso aperto, quella in casa contro il Castelbuono, nonostante vi erano 4 o 5 assenze, abbiamo giocato con 3 2007, un 2006 e un 2005, ce la siamo giocata, abbiamo preso un buon punto. Noi continueremo dalla questo primo tempo con l'Accademia Trapani, che ripeto, secondo me abbiamo ancora le condizioni per poter far bene. Certo, il distacco, il divario tra noi e l'oratorio è abbastanza, ormai oggi si è allargato un po' di più, vista la vittoria dell'oratorio, però ne prendiamo atto e andiamo avanti sempre, ripeto, con grande determinazione fino all'ultimo secondo, dell'ultima partita, perché ritengo che ancora qualche sorpresa ancora ci sarà. Ecco. Adesso la prossima partita invece sarà contro il Città di San Vito, con due assenze importanti, quella di Mister Boncore e Senè. Quanto peseranno queste assenze e poi un giudizio sulla prossima avversaria? Guardi, io non voglio togliere nulla a Senè, mi dispiace soprattutto per il mister che non sia, diciamo, in panchina. I giocatori alla fine esce uno e entra un altro, quindi cambia poco. Ecco. Per il mister mi dispiace un po', anche perché secondo me il direttore di gara forse è un po' preso dal momento della partita. Tra l'altro c'era l'espulsione si è verificato, o meglio il doppio giallo si è verificato su un fallo da espulsione sull'1-0 non concesso dal direttore di gara. Là diciamo che ci sono state non proteste nei confronti dell'arbitro, ma ovviamente abbiamo cercato di richiamare l'attenzione sulla decisione corretta quale doveva essere secondo il nostro punto di vista. Mi è sembrata esagerata, diciamo, la seconda punizione, ma questo ovviamente non ha cambiato quelle che sono le sorti dell'incontro, e quindi il 5-1 ovviamente non può avere giustificazione se non concedere un uomo in più all'Accademia in questo campo con questa squadra, ovviamente è un dato negativo per noi. Un giudizio sul San Vito? Il San Vito è una squadra solida, tosta, gioca molto sugli spazi, si trovano veramente a memoria, hanno una buona profondità con il loro attaccante. Una buona squadra, dico obiettivamente, mi fa piacere soprattutto anche per questa realtà che è l'Accademia Trapani, che proviene da una scuola calcio, da quello che mi dicono, per arrivare poi in eccellenza e mantenere la categoria. E non è facile, francamente non è facile. Avere la struttura, avere anche poi nel corso degli anni l'organizzazione ti porta a fare bene. Ecco, quello che vorremmo fare noi tra l'Ascari e Cefalù, diciamo che
noi continueremo ovviamente nel nostro percorso di crescita. Pensiamo di fare un qualcosa del genere anche là tra Lascari e Cefalù.